Si riaprono le case di riposo, la Regione illustria le modalità per ingressi di nuovi ospiti e visite dei familiari. Zaia sì alla commissione d'inchiesta, il governatore annuncia anche per domani il piano Veneto da $500 miliardi per le imprese. Vertice fiume di maggioranza, tra i temi la data delle elezioni regionali, c'è un'ipotesi di election day il 20 e 21 settembre assieme alle comunali, ma è già scontro con i presidenti di regione. Crisanti, candidato governatore al mio posto, se il professore decidesse ne sarai felice, così Aringhi, il candidato del centro-sinistra Lorenzoni. Provocazione o ipotesi concreta? Pago io la cassa integrazione che non arriva dallo Stato, il dramma di una piccola imprenditrice trevigiana alle prese con la crisi innescata dal coronavirus. Saldi estivi, ok dalla giunta regionale, l'avvio posticipato al 1 agosto, al tempo stesso in via straordinaria, possibili le vendite promozionali dal 1 luglio. Brutale aggressione a Castelfranco, un 15enne minacciato con una bottiglia è stato derubato di bici e denaro, indagine lampo dei carabinieri, banda sgominata, 3 sono minorenni. Università annuncia un maxi investimento da 13 milioni di euro per agevolare la didattica a distanza e gli studenti fuori sede. La ripartenza parte dalla conoscenza, ha detto il rettore Rizzuto. Le vecchie glorie bianco-scudate e storici presidenti del calcio Padova per l'ultimo saluto a Marino Puggina, il presidentissimo della Serie A, scomparso a 99 anni. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano vediamo i dati giunti proprio pochi minuti fa relativamente all'andamento del contagio nel Veneto. A pubblicarli come sempre l'azienda Zero. Sono 8 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, per un dato totale di 19.105 soggetti dall'inizio dell'epidemia. Il bollettino odierno della Regione aggiorna con altri 8 decessi, 2 negli ospedali, il numero delle vittime, che sale così complessivamente a 18.886. Tutti i dati su contagi e malati in trattamento negli ospedali sono in calo. Nei normali reparti Covid sono ricoverati attualmente 454 pazienti, 26 in meno di ieri, mentre nelle terapie intensive i ricoverati sono 28, uno in meno rispetto a ieri, e 27 dei quali sono già negativizzati. Ma veniamo ora alla notizia di oggi fornita dal presidente della Regione Zaia e dall'assessore al sociale Emanuela Lanzarin nel punto stampa, nel consueto punto stampa a Marghera, ed è quella della riapertura delle case di riposo, rese note le modalità con le quali le strutture potranno effettuare nuovi ingressi degli ospiti e anche consentire le visite ai familiari. Sentiamo. Un'altra linea guida importante, approvata, e quindi per noi è pronti via, è questione di ore, perché l'assessore Lanzarin ha già scritto ai direttori generali, sono le nuove prese in carico e gli accessi alle case di riposo, alle RSA. Case di riposo, strutture per disabili, centri diurni per anziani non autosufficienti, centri di salute mentale o di cura delle dipendenze, in una parola strutture residenziali extraospedaliere. Anche per loro si entra nella fase 2, una riapertura fortemente attesa non solo dai parenti di chi ospitano, il lockdown risale all'8 marzo, ma anche per l'ingresso di nuovi ospiti o le loro riammissioni. Ormai abbiamo poche realtà con ancora focolaio interno e vogliamo andare verso la pulizia totale. Ovvio che chi ha ancora dei focolai, immagino che l'ultima roba che possa fare è quello di aprire e far entrare qualcuno finché la situazione non si sarà stabilizzata. Le linee guida per i nuovi ospiti prevedono un isolamento di 14 giorni preceduti e seguiti da un tampone. Per i visitatori, controllo della temperatura, compilazione di un questionario sugli ultimi 14 giorni e ingressi scaglionati su prenotazione e ad orario limitato. Chiediamo che, se possibile, gli incontri vengano fatti all'aperto, se possibile chiaramente compatibilmente con le condizioni degli ospiti e dei pazienti, oppure di individuare dei idonei locali separati, e prevediamo 2 modalità. Le modalità sono quelle dell'incontro tramite plexiglass vetro, oppure per avere incontri più riavvicinati con la visiera e la mascherina FP2 senza filtro.
In Veneto ci sono circa 330 case di riposo con 30.000 ospiti e altrettanti operatori. Il 75% delle strutture non ha registrato contagi da Covid-19, ma laddove è entrato il coronavirus ha provocato più di 600 morti sui quasi 1.900 registrati in Veneto. Zaia condivide al proposito l'attivazione di una commissione d'inchiesta in Consiglio regionale. Che non ci sia qualcuno che si permette di dire che ci sia una minima esitazione da parte mia o da parte del gruppo. Noi abbiamo io ho solo sollevato un tema, che è quello che la Commissione si mette in rete con le procure. Dal punto di vista economico, invece, il lockdown del coronavirus è costato al Veneto la perdita di 65.000 posti di lavoro. La Regione stanzierà a breve un fondo a favore delle imprese. Con soldi veri, risorse vere per le nostre imprese. Non basta, ma aiuta. È sempre mezzo miliardo per una regione che è l'unica in Italia che non applica tasse. Lo so che voi lo sapete, ma io lo voglio ricordare ai veneti, che magari qualcuno si sia distratto. Noi non preleviamo da 10 anni nelle tasche dei veneti 1.179 milioni di euro all'anno. Election Day in arrivo probabilmente il 20 settembre prossimo. La data arriva dopo una riunione tra il Premier Conte e i capodelegazioni di maggioranza, il sottosegretario Fraccaro, la ministra Lamorgese e il ministro Boccia. Stessa data quindi per le regionali, ma anche per le comunali ed il referendum sul taglio dei parlamentari. Il sottosegretario all'interno Achille Variati precisa che le date del 20 e 21 settembre per un possibile Election Day sono l'ipotesi al momento più probabile, ma non è stato ancora raggiunto un accordo con le regioni. Il Veneto, come più volte ribadito dal presidente Zaia, vorrebbe anticipare a livello parlamentare, però il centrodestra vorrebbe invece posticipare addirittura al 27 di settembre. La guerra tra gli scienziati diventa materia per la battaglia politica sulle elezioni regionali. Ieri sera a Ring il candidato governatore dell'area democratica Arturo Lorenzoni ha parlato del professor Crisanti. Sentite che cosa ha detto. Crisanti diventa, lo avete avvicinato, avete dialogato con lui, diciamo che la maggioranza attuale lo vede come un candidato possibile che mette d'accordo tutti. Lorenzoni, io so che ogni volta però ci confrontiamo anche su queste tematiche, diciamo, da dietrologia politica, o come la vuole vedere lei? Candidato, mi scusi, intende a cosa? Governatore opposto a Zaia, diciamo, che metta d'accordo superando la sua candidatura a quella di Cappelletti, non lo so, facciamo fatta politica. Se Andrea Crisanti volesse candidarsi, io gli lascio volentieri spazio, nel senso che è persona che io ho conosciuto prima del Covid. È una notizia, se dice così, Ah, ma guardi, credo che abbia delle cose più importanti da fare, perché ha delle competenze talmente forti nel suo settore che sarebbe una perdita per tutti. Ma se Andrea Crisanti avesse disponibilità a mettersi in gioco, ma io sarei felice, e credo che sarebbe una cosa straordinaria per la nostra regione. Ed ora la storia di un'imprenditrice che denuncia l'aggravamento della già difficile situazione economica causata dal contagio. Accanto all'azzeramento delle commesse, alle difficoltà per ottenere credito e alle tasse, c'è il dramma della cassa integrazione che non è ancora arrivata ai dipendenti. I miei ragazzi non hanno ricevuto €1 di cassa integrazione e tutte le mattine mi chiedono ma noi i soldi quando li riceveremo? Io a loro cosa dico? Ma è vero che sta pensando di dargli lei i soldi? Sì, assolutamente, perché questi ragazzi devono mangiare, hanno tutti famiglia. E questa è l'amara soluzione che ha intenzione di prendere questa imprenditrice del settore vetro arredo, punta di un iceberg di crisi che sta emergendo col diradarsi del contagio. Siamo a Pieve di Solivo, cuore del quartier del Piave e del nord-est produttivo, almeno fino allo scorso febbraio. Ho tutti bravi ragazzi, abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo tirato su un'azienda che nel 2013 era in grosse difficoltà. Eravamo in 3, siamo in 10. Io adesso di notte non dormo, il mio pensiero più grande va a loro, intanto, e dopo al futuro di tutti, anche al mio. Perché Lorena non vuole mollare, anche se dopo un primo accenno positivo ora i segnali tutti intorno sono drammatici. La sensazione è che non c'è lavoro, non c'è lavoro. Io ho già ricevuto le prime comunicazioni che la prossima settimana
grandi gruppi della zona rimarranno chiusi tutta la settimana. Questo non è un buon segnale. Però non era partita così il 4 maggio. No, non era partita così perché ovviamente avevamo gli ordini che avevamo lasciato sospesi prima della chiusura. Infatti quando siamo rientrati a me sembrava tutto normale, ho detto qua non è successo niente. È andato così per 10 giorni, adesso il telefono suona pochissimo, ordini ne arrivano pochi. Giugno, luglio per noi erano mesi caldi, qua non ci sono prospettive di lavoro. Bollette e tasse invece non si sono fermate. Sono arrivate regolarmente, io l'unico aiuto che ho ricevuto, ci tengo a dirlo, è stato il proprietario dell'immobile che ci ha sospeso l'affitto. Lorena si è rivolta ad Antena 3 per lanciare un appello al governatore del Veneto e non solo. Siccome io ovviamente non mi posso rivolgere direttamente al governo perché nessuno mi ascolta, Luca Zaia lo può fare, è stato un po' l'uomo chiave in questo periodo, che faccia la voce grossa col governo, abbiamo bisogno di soldi. La Giunta regionale del Veneto ha deliberato di posticipare l'avvio dei saldi al 1° agosto, consentendo però al tempo stesso in via straordinaria e in deroga alla normativa regionale lo svolgimento delle vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti alle vendite di fine stagione, quindi dal 1° luglio. Abbiamo deciso in accordo con le associazioni di categoria di dare un sostegno economico concreto alla ripresa del commercio, commenta l'assessore Roberto Marcato. Se i saldi inizieranno un mese dopo rispetto al solito, abbiamo offerto la possibilità di effettuare vendite promozionali a partire dall'inizio di luglio. È un'ottima notizia, commenta il presidente di Confcommercio Veneto Patrizio Bertin. L'estate può diventare un momento di svolta, soprattutto se il meteo ci sarà favorevole, mentre ci troviamo ad un bivio, rilanciamo il settore o il mercato, cioè rischiamo appunto di non farcela più. Regole per la movida stretta del comune e degli esercenti di Padova. Da venerdì sera steward professionisti nelle piazze per vigilare sul comportamento dei giovani. Movida vigilata dall'inizio alla fine. Il prossimo weekend, il secondo, con le riaperture, sarà all'insegna del controllo sia da parte delle forze dell'ordine che degli steward assoldati dai locali. L'incontro tra amministrazione comunale ed esercenti di Piazza dei Signori ha portato alla decisione di schierare dei professionisti. È importante il fatto di rivolgersi a un'unica agenzia di sicurezza in maniera che appunto queste persone professionalmente formate e che ricordiamo sono iscritte a un albo prefettizio siano appunto in collegamento tra di loro e possono così svolgere al meglio la loro attività. Gli steward monitoreranno in particolare bar e locali dove il servizio al tavolo è limitato e c'è una maggiore possibilità che si creino assembramenti. Abbiamo condiviso di privilegiare soprattutto il servizio al tavolo dove le presenze sono più organizzate, ma anche di dotarsi di professionisti, di steward che possono gestire la situazione. Buona parte di queste attività già hanno assoldato delle presenze di questo tipo, altre anche sulla base del coordinamento che grazie ad Appe si sta creando, si stanno attivando in questi giorni per aggiungersi anche loro. Quindi già dal prossimo weekend probabilmente avremo tutte le attività con potenziali assembramenti dotate di steward professionisti. Si comincerà già venerdì prossimo, ovviamente gli steward saranno affiancati anche dal continuo passaggio di agenti della polizia locale in divisa e in borghese e da altri uomini delle forze dell'ordine. Un appello va fatto anche ai ragazzi e agli avventori ad usare sempre la mascherina ed evitare comportamenti irresponsabili. Tante volte gli assembramenti, la confusione, atteggiamenti poco responsabili da parte dei clienti, soprattutto quelli giovani, giovanissimi, ma non solo, sono anche persone che non hanno a che fare con i locali, gente che si porta il bere, birre, alcolici, superalcolici da casa comprati al supermercato e poi si siedono ad esempio sui gradini della Gran Guardia e che appunto con i locali non hanno nulla a che vedere. Per cui il Comune ha compreso qual è la situazione, gli esercenti sono pronti a fare la loro parte. E continuiamo restando a Padova a parlare dei cosiddetti assistenti civici. La proposta del ministro Boccia di istituire appunto queste nuove figure non convince il centro servizi del volontariato. La risposta, dicono, deve essere culturale. Sentiamo. Usare il termine appunto volontariato rischia di farci fare un grande passo indietro rispetto alla cultura del volontariato e del dono che c'è nel nostro paese e di confondere i piani di un qualcosa che non ha a che fare con quello che è appunto l'attività
gratuita, disinteressata e libera che caratterizza il volontariato. L'idea delle guardie civiche non piace, a dircelo il direttore del Centro Servizi Volontariato Veneto, l'ente che è il motore degli eventi ora fermi di Padova, capitale del volontariato. Si rischia di svilire il ruolo del terzo settore. Ci sono già autorità preposte per sanzionare comportamenti scorretti. Quello della Movida è un problema culturale che non si può certo risolvere con la repressione. È un tema culturale quello che dobbiamo promuovere e da questo punto di vista impiegare dei volontari o non volontari per cercare di far rispettare questo che dovrebbe essere appunto il buon senso delle persone, il corretto rispetto degli altri, insomma mi sembra che si configuri come una sconfitta anche da un punto di vista culturale, etico per la nostra comunità. Il volontariato è stato uno degli elementi fondamentali durante le fasi più acute dell'emergenza sanitaria, agendo da collante all'interno della società stessa. Dalla distribuzione di generi alimentari alla distribuzione di dispositivi di protezione individuale o di dispositivi elettronici per permettere la didattica a distanza, questi bisogni non sono spariti. C'erano prima, ci sono ora e si stanno anche aggravando e su quello le associazioni e il volontariato stanno dando delle risposte pronte, precise, innovative. L'Università di Padova stanzia 13 milioni di euro a sostegno degli studenti pronti a ripartire con il nuovo anno accademico. Il contributo servirà per dotare i ragazzi di PC, internet e agevolazioni anche per trasporti ed affitti. Gli studenti devono tornare in aula e devono poter avere un accesso agevolato alle lezioni. Tra gli innumerevoli strascichi che la pandemia di coronavirus rischia di portare dietro di sé, c'è anche la possibilità che molti ragazzi non si iscrivano all'università o abbandonino gli studi. Per questo l'Università di Padova, in un consiglio d'amministrazione straordinario, ha deciso di stanziare un contributo importante a sostegno delle nuove tipologie di didattica online. Un grande investimento che renda più facile agli studenti iscriversi l'anno prossimo all'università, che gli dia dei benefici concreti, la connettività a tutti gli studenti iscritti, dei benefici su trasporti e affitti per la gran parte dei nostri studenti e la possibilità di acquisto di un computer per le nuove matricole. 13 milioni di euro, per intenderci una cifra che corrisponde a quella che solitamente viene messa in campo per finanziare la ricerca. Questa volta invece verranno acquistate SIM da 60 giga e un modem per circa 48.000 studenti iscritti regolarmente o al massimo un anno fuori corso. Per le matricole invece ci sarà un contributo circa il 60% per l'acquisto di un PC, mentre il capitolo di spesa più importante è riservato ad agevolazioni economiche per il trasporto o l'affitto per gli studenti fuori sede. Ulteriori investimenti poi verranno fatti per attrezzare le aule universitarie alla nuova didattica a distanza. Da settembre infatti parte degli studenti tornerà in aula, ma molti invece dovranno seguire da casa, quindi circa 2 milioni di euro sono stati destinati alle strutture, mentre 1,5 milioni arriverà ai dottorandi, i cui progetti sono rimasti bloccati in questi mesi. L'intervento massiccio è necessario perché la ripresa del paese parte dalla conoscenza, ha detto il rettore. Crediamo al futuro dei nostri studenti perché crediamo alla conoscenza, crediamo al futuro del Paese. La cronaca, ora andiamo nel Trevigiano con la brutale aggressione subita da un 15enne a Castelfranco. Sentiamo. Operazione lampo dei carabinieri di Castelfranco Veneto che hanno arrestato una banda composta da 4 ragazzini. È accaduto lunedì sera a Castelfranco. Un giovane di appena 15 anni è stato sorpreso alle spalle, aggredito con una bottiglia di vetro. Siamo in via Ospedale. La baby gang, composta da 4 ragazzini, solo uno maggiorenne evidentemente lo stava seguendo. Lo ha colto di spalle e dopo averlo accerchiato ha tentato di derubarlo. All'improvviso è stato sorpreso da 4 sconosciuti che lo hanno bloccato fisicamente e spintonandolo sono riusciti a sottrargli la bicicletta e una piccola somma di denaro che custodiva all'interno delle tasche. Fortunatamente la vittima non ha riportato lesioni. Il 15enne è riuscito a liberarsi cedendo il portafoglio, la bicicletta, è scappato. Una volta a casa con il papà ha chiamato i carabinieri che prontamente si sono mossi sul territorio con 3 squadre. 3 equipaggi della compagnia di Castelfranco Veneto sono riusciti a rintracciare in Borgo Pieve, prossimità della stazione ferroviaria, i 4 in fuga che sono stati bloccati
attraverso un intervento congiunto e sono risultati in possesso sia della bicicletta sottratta che dei soldi poco prima asportati al quindicenne. Tutti e 4 sono residenti nell'area della Castellana. Bici e denaro sono stati recuperati e restituiti al ragazzo, sotto shock per l'accaduto. Stavano cercando di raggiungere la stazione. Ora per il 18enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre i 3 minori sono in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Ecocentro abusivo in un cortile di una tenuta sui Colli Iberici a Montorso Vicentino, stoccate tonnellate di materiale ferroso, plastica e cavi, la scoperta della Guardia di Finanza che ha denunciato il gestore. Montorso Vicentino, scoperto dalla Guardia di Finanza un vero e proprio ecocentro abusivo. Ammassati nel cortile e in magazzino tonnellate di materiale ferroso, vetro, plastica e cavi elettrici. Denunciato il gestore privo di ogni tipo di autorizzazione. Nascosto dalla fitta vegetazione, posto su una collina, i finanzieri per poter verificare la presenza della discarica hanno sorvolato l'area con l'elicottero verificando quanto già sospettavano. Entrati nella proprietà hanno appurato che l'area esterna ed un magazzino a parte dell'abitazione erano stati adibiti ad ecocentro abusivo con anche una grossolana divisione dei materiali. Tra i rifiuti sequestrati un po' di tutto, da parti di illuminazione stradale e industriale a lattine e biciclette, da cavi ai componenti elettrici a calcinacci, laterizi e bobine in rame. Presenti e sequestrati anche vari fusti e contenitori con rifiuti di vario genere. Tra le ipotesi al vaglio anche quella per cui parte dei materiali possa essere di provenienza furtiva. Il sequestro del cellulare del 43enne indagato potrà essere utile per il proseguio delle indagini. A suo carico intanto il pagamento dell'ecotassa regionale, dovuta anche da chi esercita abusivamente l'attività di discarica. Sono purtroppo sfumate le speranze di trovare in vita Carlo Manfroi. Il corpo del 63enne di Cenceniga Gordino, uscito sabato per una passeggiata e non più rientrato, è stato individuato poco dopo mezzogiorno in un dirupo da una squadra del soccorso alpino di Agordo e dalla Guardia di Finanza che stava effettuando nelle vallate nella direzione che era stata indicata dai cani molecolari. Numerosi messaggi di cordoglio giunti in queste ore alla famiglia da tutto il bellunese. Carlo Manfroi, ex dipendente di Luxottica, era molto conosciuto in provincia per essere stato il portiere del Belluno di Serie C e poi allenatore e protagonista di molti tornei. Ed oggi a Padova l'ultimo saluto all'ex presidente del calcio Marino Puggina, tante le vecchie glorie biancoscudate che gli hanno reso omaggio nella chiesa di Santa Giustina. Un mazzo di rose rosse e una sciarpa adagiata sulla bara. Così fa il suo ingresso nella chiesa di Santa Giustina il feretro di Marino Puggina, presidentissimo di quel calcio Padova che fece sognare tanti tifosi. Sul sagrato della chiesa anche 2 striscioni dei gruppi ultras della Tribuna Fattori che lo salutano con una frase che lo stesso Puggina pronunciò quando la squadra venne promossa nella massima serie. Un saluto composto, ridotto nelle partecipazioni vista la situazione emergenziale che stiamo vivendo. Contingentati gli ingressi, a rendere omaggio al presidente imprenditore c'erano pezzi di storia del calcio Padova, quel Padova che lui portò fino in Serie A negli oramai troppo lontani anni 90. Presente anche il sindaco Giordani e l'assessore Diego Bonavina, tutti concordi nel ricordare un uomo che ha fatto la storia del calcio Padova e della città. Nuovo e vecchio Padova vicini per ricordare l'ultimo presidente che ha portato i biancoscudati nella massima serie. Ed è tutto per questa edizione. Come sempre in chiusura diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. È sempre l'alta pressione a determinare condizioni meteorologiche stabili, dunque bel tempo sul nostro territorio e clima molto gradevole. Il dettaglio di mercoledì 27 maggio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile ovunque, non sono attese piogge degne di nota e protagonista della giornata sarà il sole. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 9 e 14 gradi, valori massimi tra i 21 e i 25 gradi.
Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento, vedete un po' dappertutto, anche qui non sono previste precipitazioni. Temperature minime fino a 14 gradi, massime invece tra i 23 e i 24 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, anche qui prosegue il bel tempo con tanto sole e solo con qualche addensamento sui settori settentrionali della regione, ma senza conseguenze. Temperature minime sui 10-12 gradi, massime invece fino a 25 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Arrivederci.